giorno di Natale mi alzo presto e dopo vado in chiesa, e dopo vado al Parco Ciani e suonare l'organetto per tutti i gente che girano in questa speciale festa di Natale. E faccio felice la gente, dopo vado a casa e mi mangio qualcosa di buono. Con le luci, con le musiche di feste, di Natale, comincia a toccare la gente il cuore. Mi fa felice perché la gente delle volte si vede anche come sarà toccato, no? Quando fanno così, delle volte suona qualcosa che cantava già la mamma o il papà o in famiglia. Una volta cantavano ancora a Natale. Il giorno d'oggi magari è un po' diverso, però cantavano la musica di Natale, no? Specialmente Stille Nacht o quelle canzoni tradizionali di Natale, no? No, io c'è ogni giorno un regalo, la gente che mi accettano, mi fanno il sorriso, sì, è bello. E suonare l'organetto e far felice la gente, come ho fatto sempre. Adesso sono 31 anni che suono l'organetto, non voglio cambiare, voglio rimanere così, come sono. Semplici e andare in avanti così, finché posso. Allora, Jörg, il nostro bellissimo Jörg, i capelli biondi, più belli dei biondi dei miei, perché se i suoi sono originali e i miei no, rappresenta la tradizione ticinese e poi è simpaticissimo, cioè non tutti sono simpatici come lui, sempre sorridente, sempre cordiale, c'ha proprio la sua professione nel suo DNA. Jörg per me è la poesia della musica in generale. Vi auguro a tutti buon Natale e buon anno 2020, tante felicità e tante belle cose.